E il kiwi, gli interventi che si fanno sulla pianta del kiwi per la produzione si parte dalla primavera, quando la pianta comincia a vegetare, verso metà maggio si comincia a fiorire il fiore, e nel giro di 10 giorni dopo la caduta dei petali si incomincia a intravedere il frutto, e poi nel periodo successivo, durante l'estate, si fanno interventi di potatura, si accorciano i tralci per far passare il sole, per poter far prendere il sole al frutto. E, durante l'estate si deve intervenire solo con irrigazione e del concime, e poi fino alla raccolta del frutto, che avviene verso i 20-25 di ottobre, in base alla stagione e alla quantità di zucchero che c'è nel frutto. Finita la raccolta, che dura circa 10 giorni, dai 10 ai 15 giorni si passa poi alla fase successiva, caduta foglie, che col primo ghiaccio di solito si seccano le foglie, la pianta si ferma e si prepara per l'inverno. All'inverno si entra e si comincia a fare la potatura. La potatura vuol dire tagliare le rame vecchie che hanno prodotto e sostituirle con le nuove. Viene tagliata la rama vecchia e viene presa quella nuova e viene attaccata al filo. Questi fili sono fatti apposta per far stare attaccate le rame. Ecco, e poi fatto questo si aspetta la vegetazione successiva alla primavera.